Mercoledì 26 marzo 2025, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando attraverso la pagina Facebook di Radio ABM, attraverso il canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani bellunesi. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi. La notizia in primo piano riguarda la pista da bob di Cortina. I bob sfrecciano sulla pista. Ieri cerimonia di inaugurazione, l'inizio delle prove di preomologazione. Fino al 30 marzo 60 atleti di 12 nazioni testeranno il tracciato. Salvini e Zaia celebrano le prime discese nel nuovo impianto di Cortina, l'omaggio agli operai. La pista da bob è il monumento alla follia, a dirlo è stato il presidente del Veneto Luca Zaia durante la cerimonia di inaugurazione della preomologazione dello Sledding Center che si è svolta ieri a Cortina. Abbiamo trasformato una discarica nel Guggenheim del ghiaccio. L'approfondimento di Michilli a pagina 2 e 3. E la foto di copertina ovviamente dedicata a questa inaugurazione. Vediamo, per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, una discesa con il bob sulla pista ghiacciata, mentre attorno si notano le strutture ancora al grezzo e il cantiere aperto. Via libera la cabinovia di Socrepes, altra notizia che riguarda Cortina, tutti i pareri positivi durante la conferenza di servizi, ora il secondo bando per realizzare l'impianto. E ancora hockey, under 16, Cortina Dobbiaco è festa scudetto, l'Unione sottochiusa al lavoro, vocabolari ladini presto in digitale, l'approfondimento di San Tommaso a pagina 27. Nelle cronache invece, in questo caso notizia che ci porta in Friuli, una scheggia lo trafigge, operaio muore a soli 22 anni. Daniele Taffa, a 22 anni, muore investito da una scheggia durante il turno di notte alla STM di Maniago, una tragedia che sconvolge la comunità di Maniago e Vajont. L'approfondimento di Soligon a pagina 13. Notizie anche di carattere internazionale che troviamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Tajani, momenti delicati, chiedo responsabilità. Intervista al vice premier sulle tensioni con la Lega e la guerra. Questi richiami principali che troviamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino. In questo caso anche il Gazzettino dedica spazio all'inaugurazione della nuova pista da bob. Bob a Cortina, la pista della pace. Ieri le discese per la preomologazione sull'impianto creato in un anno da 35 imprese. Il presidente della provincia Roberto Padrin, un'opera che resterà nel tempo. E vediamo in questo scatto la foto di copertina, l'esposizione, prima una mostra, poi l'allestimento, Museo dello Sport finalmente si fa. E vediamo in questo scatto appunto l'apertura della mostra Cortina Storie di Sport, e vediamo che a inaugurarla era presente il presidente della regione Veneto Luca Zaia, il ministro Salvini, Matteo Salvini, il sindaco del comune di Cortina e anche il prefetto di Belluno Dietro, Don Ivano Brambilla, parroco della parrocchia di Cortina. Gli approfondimenti di Dibona a pagina 3. Belluno, Baldenix si ribella ai supermarket, l'articolo di Giovanni Santina a pagina 9, e ancora Borgo ci trascura, Trichiana diserta le elezioni. L'approfondimento lo troveremo a pagina 12. Sempre dal capoluogo, servono soldi per aiutare i familiari, condannato per una truffa a una 96enne. L'approfondimento di Antonutti a pagina 7. Ma andiamo a pagina 2, l'approfondimento sia del Gazzettino che del Corriere ovviamente è dedicato all'inaugurazione della pista da bob di Cortina. Da pista divisiva alla pace scendano ucraini e russi, la musica della fanfara della Brigata Alpina Giulia per l'inaugurazione dello Sledding Center Olimpico Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo, presenti il ministro Salvini, il governatore Zaia e molte altre autorità. Il palco, le autorità, la musica della fanfara della Brigata Alpina Giulia, le foto di rito, le interviste. Non è mancato nulla nella cerimonia di inaugurazione dello Sledding Center Olimpico, la pista Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo. Dopo le prime discese di lunedì, i test del nuovo impianto, ieri l'attività sportiva è proseguita anche durante i discorsi della cerimonia dell'incazione dei lavori fatti delle 35 imprese coinvolte nel grande appalto assunto da Pizzarotti per Società Infrastrutture Milano Cortina. Per l'occasione è tornato il ministro Matteo Salvini, già a Cortina la scorsa estate, ad assistere alla prima prova di ghiacciatura sul modello di cemento posto a Soccola, al villaggio degli operai. Ieri ha visto tutta la pista ghiacciata e alla fine è salito sulle impalcature per fare un video del passaggio del bob, degli skeleton e degli
degli slittini, pilotati da atleti italiani e stranieri sotto l'occhio attento dei tecnici delle federazioni, esigenti e puntuali in materia di sicurezza. Vediamo appunto in questo caso l'intervento del ministro Matteo Salvini, le dichiarazioni. Il presidente Roberto Padrino: ora archiviamo in maniera definitiva le polemiche, questa opera resterà nel tempo. Il vice premier Salvini: è un esempio di integrazione vera, qui hanno lavorato uomini e donne di 21 nazioni diverse, e il sindaco Lorenzi è un simbolo della nostra capacità di innovare nel rispetto delle tradizioni. Sempre nella giornata di ieri, in Storia di Sport in mostra poi il Museo Olimpico. Cimeli, maglie e video d'epoca raccontano l'epopea dello spazio espositivo in via Galleria Nuovo Centro. Ieri il taglio del nastro con Salvini e Zaia, che vediamo appunto in questo scatto. Altro approfondimento del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 5, sicurezza in montagna, cani da valanga in pista per i test di salvataggio, pastori, labrador, border collie, ma anche meticci impegnati con i loro 20 conduttori a Colgallina nel 58° corso nazionale per unità cinofile. Truffe agli anziani, 5 anni di carcere, fatto di cronaca giudiziaria che troviamo a pagina 7, rifiutato il patteggiamento per il 40enne di Napoli che con un complice chiedeva soldi inventandosi emergenze. Sono 21 i raggiri contestati, tra cui quello a una 96enne bellunese che si era lasciata convincere a consegnare 500 euro. Con il complice si inventava incidenti ai danni dei familiari delle vittime e chiedevano soldi. Camera di Commercio, contenziosi, l'arbitrato camerale conviene e ancora il lutto, ciao papà, ieri l'uomo che sapeva dare sempre l'esempio, l'articolo di Federica Fant, folla nel Duomo di Santo Stefano per l'addio al commercialista Mario Bampo, morto a 83 anni. Il silenzio, l'amore di una famiglia e l'abbraccio di una comunità. Ieri il funerale del dottor Mario Bampo ha riunito in città molte persone, testimoniando la propria vicinanza alla moglie Laura, ai figli e ai nipoti, la consolazione dunque di tanti parenti e amici, ma più ancora il ricordo vivido di un marito, di un padre, di un nonno esemplare. Bampo era sì uno stimatissimo professionista, ma anche un uomo che faceva il bene e un amico sincero per i tanti che ieri hanno preso parte alle sue esequie nella chiesa di Santo Stefano, imprenditori, professionisti, alpini. Il suo cappello era appoggiato sopra il feretro, gli amici del Rotary, la comunità si sono stretti attorno alla sua famiglia per l'ultimo saluto. La riunione, nuovo elettrodotto, la provincia frena, Palazzo Piloni chiede di vedere il progetto completo, così la conferenza dei servizi decisiva è stata aggiornata. Ci auguriamo che il nostro parere non sia superfluo, visto che non ci sono problemi per la chiusura dell'iter. Dal capoluogo nasce la Carta Sociale delle Alpi con Bolzano, Trento ed Innsbruck, articolo sempre di Federica Fant. L'approfondimento di Giovanni Santina, pagina 9, basta con i supermercati in questa zona, la gente è preoccupata dai piani di recupero dell'ex Agip, nel frattempo tagliano anche 80 parcheggi in zona stadio, scelta incomprensibile che aumenta il carico di auto. Mi chiedo come abbiano potuto rovinare quell'edificio e vediamo appunto la situazione dell'ex edificio dell'Agip destinata ad accogliere l'ennesimo supermercato, ma in queste condizioni ormai da diversi anni. Siamo a Feltre, Negrelli Forcellini, lavori a pieno ritmo, prendono forma la palestra e il blocco laboratori dell'istituto che secondo l'appalto dovranno essere conclusi entro un anno. La provincia è pronta a ristrutturare anche il palazzetto del Colotti, efficientamento energetico per 600.000 euro. Santa Giustina modella per un giorno, evento dedicato a Belluno Donna. La giornata si è svolta nella giornata, il gioco di parole. Vediamo se è stata indicata quando si è svolto questo evento, no, ma sappiamo che appunto l'appuntamento si è tenuto nel comune di Santa Giustina. Torniamo invece a Feltre con Progetto Spade, così le valorizziamo. È stata avviata la seconda tranche di Clang, l'iniziativa sulle armi bianche che vede come capofila il comune. Il sindaco Viviana Fusaro lo ritengo un approfondimento per riscoprire la presenza dei forni fusori in provincia. Borgo Valbelluna, capifrazione, scisma di Trichiana, solo un centinaio i votanti nell'ex comune che non ha scelto il proprio rappresentante, tutti eletti invece negli altri 41 centri, diverse le letture del mancato quorum. Il consigliere Franco: abbiamo risentito della gestione non buona della fusione. Troverete in questa pagina del Gazzettino di Belluno tutti gli eletti suddivisi appunto per le frazioni del comune di Borgo Valbelluna. Santo Stefano di Cadore, siamo in Comelico, acqua, bollette troppo care, nostro obiettivo è abbassarle. Giovani e Futuro si unisce all'appello lanciato dagli industriali contro lo spopolamento e annuncia una sua proposta concreta.
Sempre da Santo Stefano, Corriere con la Posteria, corse domenicali in bilico e da Pieve, Salvini in visita, sindaci cauti. Varianti alla statale di Alemagna, anche i sindaci interessati dalle grandi opere hanno partecipato alla visita del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, un momento di condivisione sullo stato dell'arte di lavori che cambieranno la viabilità nella vallata del Boite. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi, addentriamoci al suo interno con le notizie riferite al territorio bellunese. La prima notizia che troviamo è la seguente, a pagina 17, dopo l'approfondimento anche del Corriere delle Alpi riferito all'inaugurazione della pista da bob di Milano, la notizia di Cortina, la notizia principale riguarda gli elettrodotti, il progetto verso il via libera, provincia e 3 comuni, daremo battaglia. Per il Ministero nulla ostacola alla chiusura dell'iter della razionalizzazione della media Valle del Piave, negata la sospensione. Palazzo Piloni, basta spezzettamenti, Ospitale e Perarolo, nessuna miglioreria. Altri richiami, Soverzene Ponte nelle Alpi, bene, attendiamo da anni, Gianni Burigo, e non si può rimettere in discussione tutto ogni volta. Elena Levorato del comune di Ponte nelle Alpi, Burigo il sindaco del comune di Soverzene, ma la Levorato di Ponte, mai cambiato posizione, il progetto va fatto. Pari opportunità nasce nelle fabbriche, nasce la rete a livello provinciale, firmato da CGIL e Cisle Uil, il protocollo per istituire le commissioni all'interno dei posti di lavoro. Fatto di cronaca, Ascis e Bilancino tra i libri di scuola, studente nei guai, nello zaino nascondeva la droga, il giovane sarà processato anche per spaccio al Tribunale dei minori. Nella sua abitazione i carabinieri hanno sequestrato anche una pistola. Carta sociale delle Alpi, patto tra enti montani per costruire il futuro, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Sul Corriere invece riapre Palazzo dei Giuristi con l'archeologia, notizia che interessa il capoluogo. Dal 1 aprile, visite su prenotazione fino al mese di ottobre, per 2 mesi al Fulcis si potrà anche vedere la mostra Dolomiti e Pianura. Continuiamo con Feltre, troppi posti vuoti nei 2 mercati, martedì e venerdì da riorganizzare, operatori poco convinti dall'avviso pubblicato dal comune, prevista l'assegnazione rispettando i poli merceologi. E invece una notizia che riguarda una comunità, la comunità in questo caso di Feltre, quasi 1000 persone per l'addio di Luca Pollet, lasci tanto dolore in chi ti ha conosciuto. Ieri mattina nel cimitero di Villabruna il funerale del 44enne, il parroco Don Matteo Colle, costretti ad accettare la volontà di Dio. Si è smarcato da un avversario con cui ha lottato duramente, adesso che ha tolto gli ormeggi dalla nave sta per approdare alla porta della vita eterna, 2 metafore che hanno cristallizzato le prove di coraggio in vita e oltre la vita terrena di Luca Pollette, il rappresentante originario di Villabruna, morto a soli 44 anni con una bella famiglia da vivere ancora per tanto tempo, pianto ieri al cimitero frazionale da un fiume umano fatto da parenti, amici, atleti con cui ha condiviso esistenza e passioni. Siamo sul Monte Grappa con pagina 24, si punta sul cicloturismo, 7 ville partecipa a un progetto con 3 comuni trevigiani per coinvolgere gli operatori delle strutture ricettive. E ancora Borgo Valbelluna, cucina scolastica, cantiere in partenza, non disturberà le lezioni nei bimbi. Siamo a Borgo Valbelluna, elementare di Trichiana, in estate gli interventi più impattanti, lavorazioni meno rumorose dopo il ritorno in classe. Notizie da Agordo, nasce la festa dei giovani dedicata agli sportivi. E ancora notizie che interessano la provincia di Belluno, Limana, casa di riposo e polemica, rischio rincari più pesanti. Oltre Limana contesta, la soglia ISEE può penalizzare anche ospiti residenti, Segat chi la supera pagherà fino a 100 euro al giorno come chi viene da fuori. Articolo di Paola Dallanese, partita l'ispezione regionale all'Istituto Follador, notizia che ci porta ad Agordo. Da lunedì una dirigente dell'ufficio scolastico veneto ha iniziato a sentire il personale docente e amministrativo. Voltago, Ladino, Agordino e Zoldano, l'Unione Socciusa al lavoro per i vocabolari digitali. Falcade, donatori di sangue, schiena riconfermata alla guida della sezione. Notizie da Cortina, storia di sport e di atleti. Cortina celebra le discipline olimpiche, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Notizie invece da Vigo di Cadore, arrivano 80.000 euro per nuovi lavori agli impianti sportivi. Toscani si è dimesso, in giunta entrerà un assessore esterno, la sindaca Manusci terrà per sé la delega ai lavori pubblici, sarà affidata a quella al bilancio, ragioniamo su 2 nomi.
Dalla rubrica Cultura e Società, la Manarers, restituire luce lungo la strada, intervista l'autore iberico che in Veneto in questi giorni riceve il premio Amos, l'immaginazione e la memoria, la trasfigurazione al centro della sua letteratura. E dalla rubrica Giorno e Notte arriva il tour dei Modena City Ramblers. Cisco, vi aspettiamo a braccia aperte. Il concerto venerdì al Teatro Buzzati per festeggiare i 30 anni dell'iconico album Riportando tutto a casa. Opere di Darolda, Lentini e Vazza, libri oggetto in mostra a Palazzo Doglioni, sabato l'inaugurazione. E ancora domani a Fonzaso gli attivisti anti-Putin nel film Dolomiti Hub. Feltre, il libro di Francesca Mussoi, Sono solo un albero, domani a Borgoruga. Sabato a Feltre la fisica aperta a tutti con Vincenzo Schettini. E con questa notizia termina l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 8 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.